Buongiorno a tutti, Buongiorno. sono le 7 ormai. 7, Siamo alla dogana vecchia. esatto, oggi faremo Direzione Plisk. direzione Prische, quindi faremo passo tre croci, Plisk. saliremo dal bosco, passo tre croci, poi Prische, Plisk. Prische, Poi da Romeo. E poi Romeo. Scala Orbi e la Carabile fin giù da Romeo. Aperti. quindi ci vediamo lungo il tragitto, al Prische farò la solita panoramica. Buona giornata, buon cammino a tutti, E buon risveglio. Buon risveglio. ciao! Ciao. Siamo arrivati al ponticello, il ponticello dei desideri. Qui si esprimono i desideri e si avverano, dicono, mentre Lupin sta studiando gli ultimi particolari tecnici prima di affrontare la salita. Siamo in prossimità degli orti forestali. Lasciamo gli orti forestali sulla sinistra e proseguiamo. Sì, con la segnaletica bianco-rossa si inizia a salire. Siamo arrivati alla segnaletica, noi prenderemo il 190 e saliremo passo tre croci. Quindi Lupin, l'8 marzo cosa succede? Sono in una pizzeria a sentire un'amica che canta a Recoaro. E anche? E ho pensato una cosa, stavo valutando con i miei amici, sto buttando il sassolino. Potrei fare la serata lì, dopo mi cambio tutto, partiamo, facciamo una notturna da Recoaro. Non sarebbe male, Perché quel giorno lì cos'è? Festa della donna. E poi? 8 marzo. E poi? Ah, è il mio compleanno, giusto, è vero. Quindi segnate sul calendario 8 marzo, Notturno da Recoaro. no, compleanno di Lupin. E poi diffondi via. Ok, ed ecco qua i primi tratti di neve davanti a questo faggio immenso, bellissimo. Mentre il sentiero prosegue sempre dentro al bosco. Breve pausa di Lupin con una borretta da 8000 calorie, 9000 calorie. E davanti a noi lo spettacolo della natura, mentre da lontano si vedono gli Appennini. Oggi giornata meravigliosa e si prosegue. Allora, come potete vedere, stiamo entrando nella Aspetta che salto sul cartello. provincia ben chiaro autonoma di Trento, eccola qua. Adesso da adesso in poi diventerà un ragazzo trentino. Bravo Lupin. Però che l'occhio nero lì dopo ci spieghi il perché. Adesso. No, adesso, dopo. È stata una bella avventura però, Siamo arrivati a passo tra croci a 1715 e ora piccola panoramica
sull'altra vallata. Sbucando dai Mughi, ecco lo spettacolo che si apre davanti a noi. Vediamo davanti il ballo e rifugio prima neve in fondo, mentre sotto vediamo il rifugio Pertica, dove dopo faremo un mega pranzo. E questo è lo spettacolo, aspettando la grande nevicata prevista per sabato. E quindi volevi dire qualcosa? Ho un occhio nero. Aspetta che inquadro. Viola. Nerissimo, nerissimo. Sì. In realtà ho preso una forte botta sul naso lavorando e per fortuna che l'ho preso nel naso, poi se prendevo in un occhio, adesso sarei il ciclope amico del Carrega. Bravo il Fe. E ora per una maggiore sicurezza mettiamo bene, mentre in fondo vediamo il vallone del Fraca. Mentre i ragazzi salgono, faccio notare che in fondo abbiamo
i Fraccaroli, mentre giù in basso abbiamo la casetta della cava, irraggiungibile perché il sentiero non esiste più, solo per esperti, quindi non improvvisate mai e mai e poi mai. Mentre il rifugio Pertica lo abbiamo davanti a noi e sotto il rifugio Revolto che aprirà a breve. Siamo arrivati alle Forcellette, davanti a noi dei camosci in gruppo, mentre sotto di me altri 6. Eccoli qua, i 2 stanno attraversando il canalone, fantastico. Guardate la Forcelletta, si apre lo spettacolo di Cima Carega, bellissimo, fantastico. Siamo arrivati all'attacco, eccolo qua. Il nostro obiettivo, la croce del Prische, si trova sopra. Ed ecco davanti a noi l'entrata dell'ex cava. Mentre questo è il vallone che abbiamo appena preso per salire, da giù siamo venuti su dritti, mentre il Lupin ci aspetterà allo Scalorbi e dietro di me Denis che sta salendo. Faremo tutto il costone per arrivare alla cima.
Mancano pochi metri, ecco qua Cima Prische, e tra un po' la panoramica con uno spettacolo unico oggi. Wow. Diretta dal Prische, momento drone per ammirare la fantastica panoramica. Si va! Buongiorno, buongiorno a tutti da Cima Prische, da Mauro e Denis. Abbiamo davanti a noi questa favolosa panoramica con Cima Carega in lontananza. Siamo saliti naturalmente con i ramponi, davanti a noi il Baldo, San Giorgio, rifugio Prima Neve, lo vediamo in fondo, sotto di noi il Pertica che tra un po' andremo a visitare, a trovare Romeo per mangiare qualcosa di buono. Sono le 10:30 circa, davanti a noi il Zevola, vediamo il Marana in lontananza e questa è la visuale che da quassù abbiamo nella zona del Battisti. Oggi grande regalo delle nostre montagne, e con questo auguriamo a tutti voi buona giornata, buon cammino e buon fine settimana. Ciao Mauro e Denis, gli amici del Carega.
riprendiamo la nostra discesa dopo le panoramiche, sempre con attenzione perché come vedete molto ripida, è tutto ghiacciato. Adesso scenderemo giù per il vallone dritto e poi ci agganceremo alla carrozzabile per arrivare allo Scalorbi. Ed eccoci qua, ritornati alla carrozzabile. Cima Prische conquistata, e adesso andiamo a recuperare il nostro buon Lupin. Molto probabilmente, se ci sono 10 persone, le avrà conosciute tutte, sicuro. Inizia la discesa verso Scalorbi. Il Carega, la mia palestra, dietro di me, non so se li vedete, dei camosci che mi stanno aspettando. Stupendo, oggi è meraviglioso. Si aprono questi panorami favolosi con la FF di favoloso, che sono unici, bellissimo. Siamo arrivati allo Scalorbi, tra un po' sentiremo dire Mauro, Denis, e sarà il nostro Lupin davanti a noi, la chiesetta dove troviamo il rifugio invernale in caso di necessità. Siamo arrivati alla chiesetta dello Scalorbi ed ecco qua il rifugio invernale in caso di necessità. Mentre davanti a me la Madonnina. E ora piano piano mi dirigo verso Scalorbi e da lì farò la seconda panoramica della giornata con questo spettacolo che la natura oggi ci offre.
Seconda panoramica, sempre 3 febbraio naturalmente 2024, allo Scalorbi. Mauro, Denis, Lupin, gli amici del Carrega. Panoramica da questo spettacolo unico della natura. Vediamo le cime innevate, sabato arriva la grande nevicata, speriamo. Ed ecco la Val di Requaro. Spettacolare. E con questo auguriamo a tutti voi buona giornata, buon cammino, gli amici del Carrega. E dopo la panoramica si riprende il cammino per andare da Romeo. Guardate lo spettacolo dei riflessi del ghiaccio con il sole. Ciao amici Carrega! Ciao! Ecco davanti a noi la Val di Revolto e la pianura padana immersa nella nebbia, e ci avviciniamo sempre di più al rifugio Pertica. Eccoli che stanno scendendo dalla scorciatoia dopo aver trovato un gruppo di amici, e adesso si va al Pertica. E adesso si mangia. Come giusto che sia, c'è una voragine, un tombino qua devo mangiare. Quel tombino lì bisogna riempirlo. Sì. Perfetto. Ed ecco qua i nostri baldi giovani, direzione Revolto Boschetto. Siamo al 3 agosto e ci sono 9 gradi nel rifugio Pertica, incredibile.
Cosa hai mangiato di buono? Di solito è bracciola affumicata di cui vado molto ghiotto, caroti e patate e acqua. Quindi E diciamo caffè. che adesso abbiamo preso quante calorie? Non lo so, però... Io penso sulle 3000. No, ma Meno. non ci stavano comunque, le prese ci stavano. Adesso però le smaltiamo tutte andando giù. Infatti anche poi ci sono 9 gradi, dunque non... Esatto. Siamo arrivati al buon Gesù. Lo dice anche il messaggino. E siamo arrivati a Gesù. Lo ringraziamo della bella giornata perché ci ha regalato panorami mozzafiato. E dal dito al fatto siamo arrivati al rifugio Revolto, che aprirà a breve. Ed ecco qua il rifugio Revolto, mentre i nostri baldi giovani si accingono a prendere la scorciatoia, presumo. Vediamo davanti la carriola piena di legno, di legna, legna. Abbiamo la scorciatoia che porta al rifugio Boschetto, 20 minuti, sentiero 186. Bisogna fare un attimo di attenzione perché ci sono tratti ghiacciati essendo all'ombra. Stiamo prendendo tutte le scorciatoie per arrivare al rifugio Boschetto, dove abbiamo parcheggiato stamattina, dove abbiamo anche incontrato Claudio. Grande Claudio, sempre, e tutto il suo gruppo. Ultima scorciatoia prima di arrivare al Boschetto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao a tutti. Oggi è stata una giornata fantastica, Stupenda, bellissima. calda però bella. Quindi al Pertica abbiamo misurato quanti gradi, Lupin? C'erano 9 gradi. 9 gradi. La giornata è iniziata incontrando Claudio Lucchese, Un grande, per noi è un mito. È un mito. Grande Claudio. quindi vi invito a guardare su YouTube, scrivete Claudio Lucchese e vedrete le sue imprese. Imprese non da poco. Esatto. Perché è roba. E noi abbiamo fatto siamo partiti dalla Lugana Vecchia, passo tra Croci, cima a Plische, poi siamo scesi a Scalordi, Pertica dove abbiamo mangiato e poi siamo tornati da Revolto e Esatto. preso tutte le scorciatoie possibili. Mangiato per da arrivare. buon Romeo che si mangia sempre divinamente. è un classico, un punto di riferimento per noi. Esatto. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno conosciuti, salutati e quindi buon cammino, buona giornata a tutti. E buon proseguimento. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ciao.